L'aveva promesso il sindaco di Selvazzano Dentro e presidente della provincia Enoch Soranzo che sul tema della concessione di una nuova sala slot al posto dell'ex Italian Shoes non avrebbe mollato la presa, e così è stato. Dopo la sentenza del TAR, che ha di fatto scavalcato la legge comunale che regola la distanza minima di 500 metri delle sale slot dai punti sensibili, il sindaco ha deciso di portare la sua giunta comunale e i cittadini in piazza. A sostenerlo anche i primi cittadini di Rovolon, Saccolongo, Garzignano Terme e Loreggia, che come lui combattono una lotta contro il dio denaro. Portato alla luce quello che veramente è la situazione della ludopatia. La ludopatia ha numeri incredibili, 95 miliardi di volume d'affari in Italia, 25 miliardi di incassa lo Stato. Bene, io da sindaco, presidente della provincia dico, abbiamo voglia che lo Stato rinunci a 25 miliardi e dove troverà i 25 miliardi? Quindi io non credo che lo Stato potrà in qualche modo pensare di fare provvedimenti che vanno nella direzione che noi auspichiamo. Ma non può essere il dio denaro il re di tutte le riflessioni e di tutte le decisioni. Molte le persone che hanno raccolto l'appello e con lui porteranno avanti una lotta per far valere le norme comunali e la volontà popolare. Siamo pronti anche a una raccolta firme e sono sicuro che ne raccoglieremo così tante che sommergeremo il TAR, ha annunciato il sindaco Enoch Soranzo. Sì, andremo a Roma, Fabio, a far capire chi governa. Sulle nostre spalle c'è una richiesta che è stata negata per il volere del Consiglio Comunale, sì, con un regolamento approvato efficace, e questo diniego è stato oggetto di una sospensiva chiesta dal TAR Veneto. Bene, non è neanche l'unica, perché nella stessa giornata del provvedimento nei confronti del comune di Selvazzano c'è stata anche quella nei confronti del comune di Battaglia. La differenza è che a Battaglia parlava di orari diversi, di regolamentazione di orari, e neanche gli orari i sindaci possono deciderlo. Allora non si capisce perché la legge, la regione dà la possibilità ai sindaci di programmare, sviluppare, pianificare quelle con strumenti regolamentari comunali lo sviluppo del proprio territorio, e poi quando lo fa, come tanti altri comuni, qualcun altro, nel senso con l'autorità, li mette in discussione. In prima fila anche la chiesa con Don Raffaele e il vicepresidente del Consiglio pastorale Armando Gennaro, che da anni condanna questo tipo di attività. Come andrà a finire? Per dirlo servirà un bel po' di tempo. Quello che è certo è che la società All Star di Bolzano, che ha acquisito l'immobile, non intende arretrare, ma neanche i cittadini lo faranno. Sfisce Channel News, Selvazzano Dentro.